Perché Michela, ovviamente, perché tanti di voi mi conoscono e penso che abbiano apprezzato in passato la relazione che abbiamo avuto. Tanti di voi mi hanno seguito in questo percorso e soprattutto perché alla fine un pizzico di follia ma di passione per questa terra ci vuole prima di tutto. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie perché diciamo che Gela non si smentisce mai ed è carino rivederci, bello rivederci. Anzi, vi dico la verità che io ho deciso di venire molto più spesso perché ci sono alcuni che si stanno annacando troppo nell'assenza. E un po' gliela vorremmo cominciare a capire, anche cominciare a dire che a furia di annacarsi può darsi che qualcuno si prenda qualche brutta sciatica e si faccia male. Ma guardate, si può, diceva bene Peppe Lumia, si può seriamente venire a Gela, il segretario del mio partito, insieme a un ex parlamentare del mio partito, insieme a un parlamentare del mio partito che abbiamo contribuito ad eleggere, venire qua e attaccare il presidente della regione di questa città. È consentito, è lecito, rientra nella dinamica interna e si può venire a Gela in una commedia degli inganni, venire a proporre di candidare, di votare quel Fiandaca che è il negazionista della trattativa Stato-mafia e che vuole l'abolizione del 416 bis e per coprire questa vergogna si mette il nome di Chinnici. Ma vergognatevi piuttosto, vergognatevi, in operazione di grande legittimazione dell'antimafia siciliana, ma anche e lo viene a fare in una città che ha il merito storico di aver lanciato in Sicilia la più grande battaglia alla mafia che sia stata mai lanciata da una città. A Gela è un insulto, a Gela è un insulto.